Portogallo, respiriamo un po' d'Europa. Questa è sempre stata, prima della destra, una regione che aveva la vocazione di guardare a quello che succedeva in giro per il mondo e per l'Europa e prendere quelle migliori pratiche e provare a capire anche come possono aiutare gli studenti qui a Cagliari, su cui non basta, però voglio essere onesta, la questione della casa. Attenzione, qua bisogna far rispettare il diritto allo studio, non ci possono essere gli idonei non beneficiari delle borse di studio, è una contraddizione in termini. E questo mi porta davanti a questo dramma sociale, a diseguaglianze che sono aumentate, ma serve uno scatto in più da questo punto di vista, serve uno scatto forte in più e serve la consapevolezza che si possono fare politiche diverse anche sulla casa, solo che c'è un ministro che evidentemente ha dimenticato di avere la delega, anzi ha fatto almeno 24 annunci in un anno e mezzo per dire che adesso parte un tavolo sulla casa. Adesso io non so cosa se ne faccia di un tavolo chi la casa non se la può più pagare, però è quello che stiamo vedendo nell'ipocrisia di Salvini. Noi cosa proponiamo? Ma guardate, 3 cose semplici che vi dico al volo. Alcune di queste le abbiamo fatte nelle regioni che governiamo e non c'è nulla che impedisca di farle anche qui in Sardegna. Allora, primo, dal livello nazionale deve arrivare un supporto concreto per l'affitto, perché questa destra vergognosamente ha cancellato 330 milioni di fondo per l'affitto, che aiutava veramente decine di migliaia di famiglie che stanno scivolando in condizioni di difficoltà. Seconda questione, le case popolari. C'è da fare un grande investimento nelle case popolari, perché anche quelle liste d'attesa si sono allungate troppo. Terzo, c'è una questione che va regolata. Bisogna trovare il modo di fare una legge sulla regolazione degli affitti brevi perché non siano sregolati, perché altrimenti cosa succede? Che quello incide sui prezzi del libero mercato. Accanto a questo, quello che abbiamo provato a fare in alcune regioni è molto semplice: costruire un sistema di agenzie casa, di incentivi del pubblico, per fare una cosa molto semplice. Guardate, c'è chi non ha i soldi, diciamo, per pagare l'affitto, ma non ha i requisiti per accedere alle case popolari. Voi sapete che ci sono dei requisiti